Euroregione News. La Lega Nord a Codroipo incontra i cittadini. A Villa Manin, nel locale Ca' degli Angeli, la sala era gremita, scale comprese. Senatore Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato e della Repubblica Italiana, a Codroipo per un incontro con gli elettori delle prossime amministrative, ho chiesto il punto sull'immigrazione, in particolare cosa può fare un sindaco a livello locale. Ma diventando una colonia praticamente, o meglio stiamo diventando Nord Africa rispetto a quello che è l'atteggiamento che sta assumendo il governo. Gli altri costruiscono i muri, noi andiamo a prenderceli sotto le coste libiche, li portano perché li portano anche tutti gli altri paesi europei, ce li portano tutti a casa. E Renzi dice va bene, faremo da soli, quindi ce li terremo tutti. Applicando quelle regole che per fortuna ci sono e che un sindaco può applicare a livello di urbanistica o di norme sanitarie, in modo che si riesca a prenderne il meno possibile, ma il problema sta a monte. Non può esistere che arrivi un governo, un ministro dell'interno che ti obbliga a dover prendere delle quote. È una cosa irragionevole e irrazionale. Il territorio, le nostre città, i nostri comuni sono dei cittadini, non di chi viene sostanzialmente a invaderci. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.